Oggi una bella manifestazione qui ad Agrigento, ecco, diceva lei una festa perché la Sicilia raggiunge un importante obiettivo anche da un punto di vista editoriale, imprenditoriale e giornalistico. Sì, una festa col territorio, una festa con voi, una festa in un luogo che alla fine appartiene a tutti i siciliani come la Valle dei Templi. L'abbiamo scelta proprio come ruolo rappresentativo non di una provincia ma come ruolo rappresentativo di tutta la Sicilia e siamo ben felici di festeggiare qui i nostri 79 anni, lunghi, complicati per certi versi, ma sempre fatti con un lavoro professionale da tutti i nostri giornalisti e da tutti coloro che naturalmente collaborano per la realizzazione del prodotto da 79 anni. Un prodotto che si evolve giorno dopo giorno e che si va evolvendo considerando da come è nato fino a oggi nell'era dei social e dei digital. Sì, è un'evoluzione di un prodotto che è qui proprio perché si è evoluto nel tempo. Immaginiamo in 79 anni quante difficoltà per certi versi o quanti cambiamenti ha dovuto fare un quotidiano. E l'idea di festeggiarlo con voi, ripeto, è una testimonianza di quello che è stato. Certo, dobbiamo continuare a evolverci, dobbiamo continuare a guardare il futuro, ci mancherebbe, ma se l'abbiamo fatto per 79 anni siamo convinti che lo faremo per altri 79. Tra l'altro anche una bella notizia che arriva con il fatto positivo verso suo padre, che è stato il fondatore del giornale e del gruppo editoriale. Ecco, mi riferisco alla piena assoluzione, insomma il fatto non c'era nulla. Sì, devo dire una notizia bella che si affianca a un'altra notizia bella. Queste ombre sono state cancellate, quindi noi per tanti anni sapevamo che la coscienza di ognuno di noi è un motore fondamentale della vita, per cui siamo ben felici di guardare avanti anche con quest'altra bella notizia, per cui il fondatore del giornale, certo, lo zio di mio papà, lo zio Micio, certo, e mio papà che nel 1945 aveva 18 anni, quindi era pienamente consapevole di quello che stava succedendo in famiglia, e ha portato poi a una creazione di un prodotto editoriale che è andata avanti nel tempo. Ultima domanda, come si affronterà il futuro? Il futuro si affronta lavorando, sostanzialmente il futuro si può affrontare solamente giorno per giorno e solamente non chiudendosi ai cambiamenti, non preoccupandosi di ciò che non si conosce. Ciò che non si conosce va conosciuto e quindi va studiato, approfondito, ma sempre in un dibattito democratico, sempre con il rapporto col territorio e con i nostri lettori, che alla fine sono coloro che decidono le sorti di un giornale. Oggi avete scelto Agrigento per festeggiare questo importante traguardo editoriale e professionale? Agrigento non è degli agrigentini, Agrigento è un luogo di tutta l'isola e il giornale ha questa vocazione da 79 anni di essere il giornale dei siciliani tutti, non è il giornale di Catania, è la Sicilia per la Sicilia, e in questo senso aver scelto Agrigento all'alba del 2025, di quando, andando incontro al 2025, Agrigento capitale della cultura d'Italia, e il 2025 coinciderà con l'80° del giornale che ho il privilegio di dirigere da 5 anni, per noi è molto significativo, e la scelta di Agrigento proprio vuole rimarcare una volta di più il fatto che la Sicilia è il giornale di tutti i siciliani e Agrigento, questo museo archeologico, è un luogo di tutti i siciliani, e quindi noi siamo qui con orgoglio, con passione, pronti ad affrontare le sfide dell'informazione, l'informazione che non è soltanto cartacea, deve andare verso il digitale e soprattutto deve essere il giornale oltre il numero delle pagine, deve essere un luogo di incontro, un luogo in cui favorire l'incontro fra mondi che troppo spesso ancora non riescono a parlarsi. Noi vogliamo essere la cerniera delle forze più vive di un territorio e la scelta di Agrigento va anche in questo senso.